Tragico incidente stradale a Jesolo, 38enne cameriere sbanda con l'auto che si schianta contro un platano e prende fuoco, era papà di un bimbo di 4 anni, il dolore del sindaco. 18enne torna da scuola in moto, sbanda e finisce contro un guardrail, dramma nel pomeriggio a Verona, nulla da fare per lo studente. È stato individuato dai carabinieri l'uomo che giovedì sera a Sant'Elena nel Padovano aveva teso un agguato alla 52enne sfregiandola con l'acido e scappando, sarebbe un ex compagno della donna. Rientrata in Italia la salma del 60enne trovato tra le macerie del terremoto in Turchia, nel pomeriggio l'arrivo all'aeroporto di Venezia, poi il trasferimento a Romano de Zelino. A Venezia continua la bassa marea con canali e rinseca, allarme per la navigazione e disagi per i servizi anche sanitari, intanto la siccità fa già paura sul Po. Stop alla cessione dei crediti, il decreto relativo al super bonus a 110% nell'analisi della CGIA di Mestre che sottolinea le criticità del provvedimento. Il Carnevale di Venezia entra nel clou con gli eventi del weekend verso il martedì grasso, assalto dei turisti e stasera il ballo del Doge con Federica Pellegrini, ospite d'onore. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ancora a sangue sulle strade del Veneto, una vera e propria tragedia, quella che si è consumata questa mattina a Jesolo. Un'auto si è schiantata contro un platano, a perdere la vita il 38enne Giorgio Stringhetta, padre di un bimbo di soli 4 anni. Un dramma che ha sconvolto l'intera comunità, annullati i festeggiamenti del Carnevale previsti per domani. Prima il terribile schianto, poi il fuoco. Non c'è stato nulla da fare per Giorgio Stringhetta, 38 anni di Jesolo, morto questa mattina poco prima delle 11 in un incidente stradale lungo via Cagamba. Un'Opel Corsa disintegrata, un'immagine che racconta la violenza dello schianto. In base ai primi rilievi della polizia locale, infatti, pare che Giorgio stesse superando un gruppo di ciclisti quando, per evitare un'auto proveniente dal senso opposto della carreggiata, sterzando, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un grosso tronco di un platano sul ciglio della strada. E poi le fiamme, ma probabilmente Giorgio era già morto. Inutile infatti l'intervento del 118 che assieme ai vigili del fuoco sono accorsi sul luogo dell'incidente. È una tragedia per la comunità iesolana, purtroppo una tragedia che scuote la nostra comunità. Originario di Jesolo Paese, Giorgio, compagno di Giada e padre di un bambino di 4 anni, lavorava come cameriere in diverse attività del Lido ed era conosciuto da tutti nella zona. Era un quasi coetaneo, quindi come tanti ragazzi, Jesolo non è poi così grande, abbiamo avuto delle esperienze assieme, abbiamo giocato a calcio, quindi posso dire che anche personalmente sono scosso da questo accadimento che interessa un ragazzo comunque conosciuto in città, un bravo ragazzo, quindi davvero un dispiacere, quindi giro a tutti i familiari la solidarietà dell'amministrazione comunale e penso dell'intera cittadinanza. Un ricordo commosso, quello del sindaco De Zotti e un'intera comunità in lutto. Annullati infatti, in accordo con la Proloco, i festeggiamenti del Carnevale in programma domenica 19 febbraio in piazza Primo Maggio. Una tragedia, quella di questa mattina in via Cagamba, che ancora una volta punta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale. Noi come amministrazione fino al nostro insediamento abbiamo cercato di porre l'accento sul tema della sicurezza stradale, abbiamo ricominciato a portare la polizia locale dentro le scuole per fare educazione stradale, supportiamo l'ANVU che è l'associazione vigili urbani nelle attività di promozione, cerchiamo di fare manutenzione stradali, tra l'altro via Cagamba era stata recentemente interessata da rifacimento del manto stradale. Un sabato davvero tragico, un altro incidente mortale nel pomeriggio in provincia di Verona. Un ragazzo di 18 anni, Matteo Cola di Grezzana, è morto nel primo pomeriggio dopo aver perso il controllo della propria moto sbattendo violentemente contro il guardrail. L'incidente si è verificato a Poiano, frazione a nord di Verona, dove il giovane era appena uscito da scuola. Inutili tentativi di rianimarlo da parte del medico e dei sanitari del suo M118, vista la gravità delle lesioni riportate. Il nucleo infortunistica della polizia locale ha effettuato i rilievi chiudendo la strada in direzione nord per circa 2 ore. Ha informato il pubblico ministero di turno che ha disposto il sequestro della motocicletta. Tutta la comunità di Tezze si è stretta attorno ai genitori di Giorgia Pizzinato nel giorno del suo funerale. La giovane, morta sabato scorso in un tragico incidente a Mareno di Piave, è stata accompagnata da una scorta di amici motociclisti.
L'hanno voluta scortare con le loro motociclette nel suo ultimo viaggio. Gli amici di Giorgia Pizzinato, morta giusto una settimana fa nel tragico incidente a Marino di Piave. Ed ad attenderla, dentro o fuori la chiesa di Tezze, la comunità che l'ha conosciuta, che si è stretta attorno a papà Lucio e mamma Giovanna, profondamente provati per il dolore dell'unica figlia morta a 27 anni nel fiore della giovinezza, senza un perché. Tanti gli occhi lucidi e gli sguardi tristi che hanno incrociato gli amici che hanno portato a spalla la bara coperta da cuscini bianchi dove si distingueva un unico fiore giallo a ricordare quanto Giorgia fosse speciale per chi l'ha conosciuta. Un distacco e un dolore sui quali il parroco Don Alberto Basso ha cercato di dare un segno di speranza. La morte riguarda tutti, tocca tutte le famiglie. Eppure quando sono i genitori a sopravvivere ai figli, il dolore è più grande. Tutto sembra perdere significato e direzione e noi, in silenzio, invochiamo Dio perché sia Lui a porgere, a bisbigliare al cuore del papà e della mamma di Giorgia una parola di vita che al di là di tutto, anche della morte, apra uno spiraglio di luce e lenisca il dolore. Un dolore immenso che si leggeva negli occhi della mamma che non ha mai staccato lo sguardo dalla foto sulla bara, così a cercare una luce che si è spenta nello schianto di via San Pio X. Un dolore che anche il cugino Davide ha cercato di lenire nella lettera che ha dedicato alla giovane. Non avremmo mai voluto essere qui oggi per te. Non è naturale per una mamma e un papà perdere la loro unica figlia, ma il destino ha voluto così. Ora possiamo solo chiederti di aiutare tutti noi a superare questo dolore che ci ha colpiti nell'anima. Giorgia, sentiremo in ogni momento la tua presenza, ti ricorderemo per la tua gioia di vivere e per il tuo sorriso. Sorridi da lassù, dove avrai già incontrato nonno Angelo che ti proteggerà, come ha sempre fatto con la sua famiglia. Infine, nel silenzio rotto dalle campane a lutto, in oltre 600 hanno seguito in corteo il feretro per la tumulazione nel vicino cimitero di Tezze. Nel Bellunese il pubblico ministero ha chiuso le indagini sul tragico incidente avvenuto lo scorso 7 luglio a Longarone. Da alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'imbocco della Galleria Termine è emersa una dinamica diversa rispetto a quella inizialmente accreditata. Nicola Valmassoni, il 29enne cadorino, fatto passare per essere un motociclista spericolato e distratto, fu invece vittima innocente di un'auto che invase la sua corsia all'improvviso senza lasciargli il tempo di reagire. La Skoda che lo investì andava ad almeno 90 km/h, ben oltre il limite consentito su quel tratto di 70, invadendo la corsia di sinistra e andandosi a scontrare con la Ducati Monster di Valmassoni che cadde dalla moto, colpì diverse volte il guardrail, riportando delle ferite che purtroppo non gli lasciarono scampo. Sempre per la cronaca, nel Padovano è stato individuato dai carabinieri l'uomo che giovedì sera a Sant'Elena aveva teso un agguato alla sua ex all'uscita di casa sfregiandola con l'acido e scappando. La donna, 52 anni, è stata dimessa dall'ospedale. Questi episodi lasciano un segno per tutti, lasciano un segno non solamente per le persone in sé per sé, per tutta la comunità che in questo momento spero sia tutta attorno a questa persona. Sono bastate meno di 48 ore ai carabinieri di Solesino per individuare l'uomo che ha aggredito e sfregiato con l'acido una 52enne di Sant'Elena, comune di 2500 abitanti vicino a Este, Bassa Padovana. La vittima stava passeggiando in tarda serata non lontano da casa quando tutto si è consumato in pochi secondi. L'aggressore, appostato al buio, si avvicina alla donna e le getta addosso il liquido corrosivo. Poi le urla della vittima e l'intervento di alcuni vicini di casa fanno fuggire l'uomo, mentre lei viene soccorsa e accompagnata in ospedale. Un gesto da condannare con tutta la forza. Mi dispiace moltissimo per la donna, che come sempre vediamo che maggiormente sono sempre le persone più colpite. Le condizioni della donna comunque non sembrano gravi, anche perché mani e viso erano parzialmente protetti da sciarpe e guanti. Un fatto che scuote però un piccolo paese nel quale la qualità della vita è molto alta e l'indice di criminalità basso. Gli abitanti sono molto colpiti. Brutti effetti. Anche perché questo è un paese tranquillo? Esattamente, sì. Questo è un paese molto tranquillo, però certe cose succedono anche qua. È abbastanza inquietante, devo dire, nel senso che senti sempre queste notizie dagli altri, dalle altre città, quando ti capita comunque vicino chiaramente fa un po' un effetto
preoccupante. Speriamo che non capiti più, insomma, ecco, comunque che questa persona anche venga punita. Molta rabbia, a dire la verità, mamma mia, sono rimasta un po' così, in un paesino così piccolino. Anche perché qui insomma si vive bene. Molto bene, anzi è molto tranquillo, cioè mai non proprio sentita sta storia, veramente. Fa venire un po' di timore? Sì, sì. La donna fa un po' magari paura a sentire queste cose? Beh, per io che ho figli, a parte questo ne ho altri, sì, non è il massimo. Nel senso che si viaggia in bicicletta tranquillamente. Immediata la caccia all'uomo da parte dei carabinieri, che hanno seguito anche la pista sentimentale e sono risaliti al presunto aggressore, che infatti sembra essere un ex compagno. Ora l'autorità giudiziaria deciderà quale provvedimento emettere nei suoi confronti. Per la cronaca rimaniamo nel Padovano, pauroso incendio poco prima delle 15 in via dell'Artigianato a Bagnoli di Sopra, all'interno di un'azienda di lavorazione vetro. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile da grande distanza. Fortunatamente non si registrano feriti. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Piove di Sacco, Padova, Abano Terme, Rovigo con 3 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala e 21 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo, già completamente generalizzato l'intera struttura di 800 metri quadri. Il tetto dell'edificio è crollato, l'incendio è ora sotto controllo e si sta procedendo al completo spegnimento. Le cause delle fiamme non sono al momento note e sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ed è arrivata a Venezia, all'aeroporto Marco Polo, la salma di Angelo Zen, il tecnico orafo morto in Turchia nel terremoto. Il corpo sarà portato in serata a San Giacomo di Romano Dezzelino. È arrivata nel tardo pomeriggio all'aeroporto Marco Polo di Venezia la salma di Angelo Zen, il 60enne tecnico orafo originario di Romano Dezzelino, vittima dello spaventoso terremoto in Turchia che ha provocato a oggi 41.000 morti, di cui 7 italiani. Specializzato in macchinari per gioielleria, era a Kahramanmaraş, metropoli da 1 milione di abitanti, epicentro del sisma, per lavoro. Al momento della scossa si trovava nella stanza dell'albergo di 8 piani, andato completamente distrutto, in cui alloggiava. A individuare il corpo senza vita un'unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Sino all'ultimo la famiglia, divisa tra il comune vicentino e Martellago, nel veneziano, aveva sperato di poter riabbracciare il proprio caro, di cui non avevano più notizie dal 5 febbraio, poco prima del terremoto. Nelle prossime ore il corpo di Zen sarà portato alla Camera Ardente di San Giacomo, dove resterà sino alla settimana prossima, non appena verrà rilasciato il nulla osta. Intanto la famiglia ha chiesto assoluto riserbo, pretendendo una cerimonia riservatissima, così come blindato sarà il rientro di oggi da Venezia a Romano. La politica con la polemica sulla bocciatura della legge finanziaria del Veneto da parte del governo. Ne ha parlato oggi proprio il ministro agli affari regionali Roberto Calderoli, che ha proposto al Consiglio dei Ministri l'impugnativa. L'impugnativa, detto in un convegno a Trento, nasce da una segnalazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato per un ravvedimento oneroso che deve essere differenziato rispetto alle 2 tipologie. Una parte, ha spiegato Calderoli, è il ravvedimento spontaneo che nasce da altri soggetti, che ha come beneficiario la Regione. Poi c'è la parte che è riferita all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Lo Stato utilizza queste risorse per la costituzione del Fondo Sanitario Nazionale. Aver messo nella legge regionale un articolo che introduceva anche la componente statale rendeva impossibile separare i 2 capitoli. Credo, ha concluso, che se si introduce un codice specifico per individuare le singole componenti, il problema possa essere risolto prima di arrivare in Corte Costituzionale. Queste le parole di Calderoli pronunciate a Trento nel pomeriggio. Continua intanto a Venezia la straordinaria bassa marea che in questi giorni ha quasi prosciugato diversi canali. Nei casi più gravi la navigazione è diventata addirittura impossibile. È un disastro perché a Venezia, oltre alle acque alte di cui tutti parlano, il Mose ha fatto esempio, ci sono delle acque basse spaventose, perché la laguna purtroppo con interventi scellerati è stata marinizzata. A Venezia in questo periodo dell'anno la bassa marea c'è sempre stata, le modalità sempre più estreme con le quali si sta ripresentando invece no.
Con una rapidità prima sconosciuta, le maree salgono e soprattutto scendono, fin quasi a svuotare i canali, nel migliore dei casi creando un dislivello che rende quasi impossibile salire o scendere dalla barca, nel peggiore rendendo impossibile la navigazione, come avviene già dalla mattina in Rio della Feltrina, tra Piazza San Marco e Campo Sant'Angelo. Poche ore dopo la situazione era questa, trascinandosi dietro una serie di problemi molto seri. L'inquinamento che c'è quando si svuota, perché le fogne scaricano nel canale e diventano fogne a cielo aperto. I pompieri non riescono ad arrivare, le idroambulanze non riescono ad arrivare, non camminano sui canali e quindi c'è anche un problema di pericolo. La Fenice ci si è bruciata perché il giorno dell'incendio i canali erano vuoti e quindi i pompieri hanno dovuto, con mezzi strani e mezzi poi arrivati in ritardo, provare a spegnere l'incendio. In una giornata come sabato grasso, con un assalto di oltre 100.000 persone ammassate lungo le solite 4 direttive, con tanto di sensi unici per i pedoni e percorsi alternativi per evitare la paralisi, la mancanza delle vie d'acqua rischia di sentirsi ancora di più. Giorgio Suppiei, avvocato, esperto di voga e presidente dell'associazione no profit Arzanà per lo studio e la conservazione delle barche tradizionali veneziane, punta il dito sulle profonde modifiche che a partire dagli anni 60, con lo scavo del Canale dei Petroli, hanno sconvolto l'equilibrio su cui per secoli si è retta la laguna. L'entrata di eccessiva acqua e l'uscita di eccessiva acqua ha completamente modificato il sistema morfologico che risaliva al 400. I veneziani piantavano un palo, scavavano, allargavano un ghebo lasciando che le acque si regolamentassero da sole, incanalandole. Adesso invece si mandano draghe enormi perché deve entrare di tutto in laguna, petroliere e quant'altro. Dalla laguna al parco del Delta del Po il copione non cambia, davvero desolante. Dovremo affrontare primavera e la stagione estiva con già uno scenario preoccupante. L'allarme siccità risuona già forte nonostante siamo solo a metà febbraio, ma l'assenza di piogge in pianura e la poca neve caduta in montagna preoccupano sin da ora pensando ai prossimi mesi e c'è già chi parla di un'estate 2023 peggiore rispetto a quella dello scorso anno. Indicatore di questa emergenza è il grande fiume, il Po, che a memoria d'uomo non aveva mai vissuto una siccità come quella registrata oggi. Noi stiamo vivendo qui da noi nel Delta del Po, stiamo vivendo un periodo di siccità anomalo, non c'è stata in montagna poca neve e qui da noi assolutamente precipitazioni che d'inverno, non dico la neve qua, però le piogge, ma assolutamente precipitazioni mancate, quindi la situazione è molto allarmante proprio perché giustamente come diceva lei poc'anzi già siamo a febbraio a notare quello che è la situazione della siccità. Il Po è al di sotto del livello medio, ma a preoccupare soprattutto il cuneo salino che nonostante manchino ancora diversi mesi all'inizio dell'estate ha già iniziato a risalire. Un problema per tutto il patrimonio della biodiversità, ma anche e soprattutto per l'agricoltura. Più le precipitazioni mancano e più c'è abbassamento del livello del Po verso il mare e più il mare entra dentro il Po. E voi sapete cosa vuol dire avere acqua salata al posto di acqua dolce. Vuol dire avere un'acqua che, anche se poca, non è utilizzabile. E a proposito di agricoltura, gli imprenditori sono preoccupati per le conseguenze che la siccità potrà avere sulle colture nei prossimi mesi. C'è un settore, quello del florovivaismo, che negli ultimi 10 anni ha perso 350 aziende, quasi 35 all'anno, e che oggi soffre i rincari dell'elettricità e i cambiamenti climatici. Probabilmente avrà un impatto devastante, ma insomma io mi auguro anche attraverso quello che è il rapporto che abbiamo quotidiano con i consorzi di bonifica, che hanno comunque un ruolo fondamentale sul territorio e riescono a garantirci, non dappertutto, però quasi su tutto il territorio regionale, riescono a garantirci finora quella quantità d'acqua che ci è servita per riuscire a fare agricoltura. Lo stop alla cessione del credito, le polemiche furenti attorno alle nuove misure del governo sul superbonus, questa l'analisi impietosa della CGIA di Mestre. Sarebbe sbagliato parlare di assalto alla diligenza, ma altrettanto ingiusto non riconoscere che il superbonus ha provocato un costo in capo
alla fiscalità generale spaventoso e non proporzionale al numero di edifici che sono stati efficientati. Sono state oltre 372.000 in Italia le certificazioni depositate entro il 31 gennaio per beneficiare del cosiddetto 110%, che allo Stato costa quasi 72 miliardi di euro, oltre 12 milioni di edifici di cui solo poco più del 3% a uso abitativo. A fornire questi numeri è l'ufficio studi della CGA di Mestre a fronte del decreto del governo che impone lo stop alla cessione dei crediti. È il Veneto la regione che è ricorsa maggiormente al superbonus in Italia. Oltre 46.000 asseverazioni, il 4,4% del totale nazionale, importo medio delle detrazioni a fine lavori in Veneto 151.000 euro contro una media italiana di quasi 193.000. Superbonus che non va bocciato, dicono gli artigiani di Mestre, visto lo slancio che ha restituito a un settore strategico come l'edilizia, ma al decreto urgono dei correttivi. Ora va trovata una soluzione per le tante famiglie e aziende che sono in possesso di una massa di crediti fiscali importanti non più esigibili. Una situazione che, se non affrontata subito, rischia di far fallire molte aziende del settore delle costruzioni. Pubblicità fra poco. Di nuovo in studio per andare a Venezia e parlare di Carnevale che entra nel clou. Una Venezia strapiena e presa d'assalto dai turisti si prepara a vivere fino a martedì il momento clou del Carnevale 2023 in Laguna. Ieri la sfilata dei carri allegorici ha conquistato il Lido di Venezia, con partenza dei 7 carri da piazzale Bucintore e arrivo in Gran Viale, chiuso al traffico, con oltre 300 figuranti. Oggi, Via Marghera, da via Fratelli Bandiera per le vie cittadine, passando per Piazza Mercato e Piazza Municipio, con 20 carri e 900 figuranti. Ma questa sera è anche la notte del Ballo del Doge, l'evento più mondano del Carnevale, con tra gli ospiti d'onore la divina Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta, alla Scuola Grande della Misericordia. Un carnevale diffuso a Venezia con maschere tra carri e campielli, ma anche in terraferma in tutta la città metropolitana. Migliaia di persone qui al Lido, nel cuore del Lido di Venezia, e questo dà veramente il via a un gran finale del Carnevale 2023 che sta confermando le più rosee aspettative. Il modello di carnevale diffuso e soprattutto queste manifestazioni che sono così gradite e amate dai giovani, dai bambini, dalle famiglie, portano gioia in tutto il nostro territorio. Un grandissimo ritorno per la seconda volta, purtroppo in mezzo c'è stata la pandemia, abbiamo riportato come amministrazione insieme a Vela questa sfilata dei carri allegorici ed è una grande soddisfazione, un momento di grossa felicità per tutti. Anche gli albergatori si dichiarano molto soddisfatti. 2 weekend con tassi di occupazione elevatissimi ed il primo weekend di Carnevale con tasso di occupazione molto alto lo stesso. Nei giorni feriali c'è sempre il Carnevale, è sempre evidentemente meno gettonato dal turista nei giorni feriali. Adesso le previsioni sono di un calo fisiologico fino a Pasqua e poi da Pasqua riprende la grande stagione del turismo veneziano. Ma c'è anche il Carnevale di Treviso che vi racconteremo rigorosamente in diretta martedì a partire dalle 14:30, subito dopo la nostra prima edizione, quindi la grande tradizionale sfilata di carri mascherati che torna lungo le vie della città dopo ben 4 anni. Quindi appuntamento per martedì 21 dalle 14:30 qui su Antenna 3. È tutto dal Veneto, vi lascio al meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Prosegue il periodo di calma meteorologica con l'alta pressione sempre ben presente sul nostro territorio. Il dettaglio di domenica 19 febbraio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura cielo nuvoloso con varie nebbie spesso fitte e persistenti per tutta la giornata. Sui monti maggiore alternanza di nuvole e rasserenamenti. Temperature stazionarie minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 7 e 12 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in prevalenza nuvoloso o coperto con possibili nebbie locali in pianura, qualche schiarita invece in montagna. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo nubi basse al mattino, specie a sud e a est. Dal pomeriggio invece ampie schiarite soleggiate. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 13-15 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.